Tutto pronto per un'altra puntata di Giovedì a Corte. Oggi parleremo di sport e di pallavolo con Rosanna Baiardo. Noi ci vediamo tra tanto così, pochissimo, restate con noi. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qui con Rosanna Baiardo, benvenuta. Allora, ex pallavolista, prima sarda a entrare nella nazionale italiana, grande icona dello sport isolano, insomma, no? Grazie. Ho detto giusto? Hai detto giusto, sì. Benissimo. Sì. Senti, la tua carriera è stata nella pallavolo, insomma, ti conoscono tutti in Sardegna e non, una carriera negli anni 80, no? I famosi anni 80, no? E il tutto è iniziato, penso, dalla voglia di una bambina di iniziare a giocare a pallavolo. O hai fatto anche altri sport? No, per la verità ho fatto tanti altri sport. Ho praticato nuoto, basket, pattinaggio, atletica, ginnastica artistica e poi casualmente ho incontrato la pallavolo perché con la mia famiglia ci siamo trasferiti in un appartamento che stava proprio vicino alla Silvio Pellico. Silvio Pellico, ricordiamo, la grande società di Sassari, giusto? Sì. Dimmi se dico giusto, perché Giusto. qui l'esperta sei tu. E quindi da lì è partito un po', ti sei più concentrata, hai proprio mollato gli altri sport e ti ha preso la pallavolo, insomma. Mi sono appassionata. Non l'avevi mai fatto prima, cioè stavi facendo gli altri sport, hai visto insomma per la prima volta una palla, no? Esatto. Volare e via. Anche perché devo dire che sia mio padre che mia madre sono dei grandi sportivi, tutti e due hanno frequentato l'ISEF e quindi fin da piccola amavo gli sport e vedevo di tutto e di più. E beh, certo, insomma, con una famiglia di sportivi è ovvio che... E poi una grande carriera, io qui ho un po' di informazioni, ma insomma si parte dalla Silvio Pellico ovviamente, hai fatto un bel percorso nei primi anni 80 con la Silvio Pellico, se non sbaglio. Sono partita dalla prima divisione e ogni anno abbiamo vinto un campionato fino ad arrivare alla Serie B. E abbiamo anche sfiorato la Serie A2. Poi sei andata via Napoli, Reggio Calabria, Pesaro, poi sei ritornata alla Silvio Pellico, questo è un po' il tuo giro che hai fatto per l'Italia, però quando eri in Serie B mi sembra che è iniziato il discorso nazionale. Sì. Tra l'altro una giocatrice di Che ha Serie B, creato- tra l'altro, perché Sì. è importante questa cosa. Certo, ha creato dei grossi problemi al mio allenatore Antonio Giacobbe che aveva deciso allora, di convocarmi nonostante io fossi in Serie B. Ecco, perché... scusa, intanto vediamo un po' di immagini, questa è la nazionale se non sbaglio, le immagini, ringraziamo Gigi Talu per queste immagini che ha fatto una ricerca per noi incredibile. E qui stiamo parlando di nazionale, vero Rosanna? Qua Sì, siamo... sì. Italia-Bulgaria. Italia-Bulgaria, ti ricordi anche se era un campionato del mondo o una partita...
No, Guarda era qua. una partita ufficiale, adesso non mi ricordo se europei probabilmente. E quindi questo, dicevamo, amore con la nazionale, questa chiamata di Giacobbo, che tu eri in Serie B praticamente, Sì, con la e Silvio quindi Pellico. lui con la Silvio Pellico Ah. è stato criticato per questo, perché chiaramente tutti i dirigenti dicevano ma non è possibile, con tutte le ragazze che ci sono in Serie A1, al limite anche A2, però non puoi andare a cercare una giocatrice in Serie B. Ma lui, testardo, determinato, ha deciso di portare avanti questa E ha sua avuto scelta. ragione, ha avuto ragione nella scelta, perché poi i risultati sono qui da vedere. Tra l'altro in Serie B, giocatrice di Serie B, ma giovanissima anche, eri molto giovane Sì, alla prima convocazione. era l'anno quindi- della maturità. E come ti sei sentita quando sei Ho andata con le dovuto- altre compagne al primo allenamento con la nazionale dopo questa... Intanto era una situazione un po' particolare, perché ho dovuto lasciare la scuola a metà aprile. Immaginati l'anno della maturità, ho dovuto dare tutte le interrogazioni, non è stato semplice. non è- Mi sono portata i libri in nazionale, ho detto studio un pochino, così poi ritorno, do l'esame, e invece facevamo 8 ore di allenamento al giorno e non sono riuscita ad aprire una volta un libro. po' Però difficile, l'esame è un po' andato bene lo difficile. stesso, per fortuna. Bene, bene, quindi insomma Giacobbo che ti ha fatto Giacobbe, partire sì. con Giacobbe, scusa, ti ha fatto partire con la nazionale, poi insomma grandi successi, campionati del mondo in Perù, l'ultimo a Praga con la partita Italia-Giappone, sei stata premiata come miglior giocatrice, quindi grandi soddisfazioni mondiali. E anche una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Casablanca. Esatto, Oltre sì. poi a altre partecipazioni, ad altre 119 presenze, signori. Sì. 119 presenze sono tante. 8 anni in nazionale. 8 anni in nazionale e poi squadra di club e nazionale. Prima mi dicevi in una chiacchierata che ci siamo fatti prima della diretta che vacanze un po' poche quella. Per 8 anni ho rinunciato completamente alle vacanze, al mare. Ecco, hai rinunciato Perché- al mare. al da mare, sardo. che per noi sardi rinunciare al mare. Che mi spiegavi che gli allenamenti erano proprio così intensi, cioè non c'era Sì, la pausa. non c'era pausa perché l'attività con la nazionale iniziava appena terminava l'attività con la società. Quindi si partiva, si andava nei collegiali, si facevano anche 8 ore di allenamento al giorno. E poi c'erano varie manifestazioni, competizioni ufficiali, non Certo, amichevoli o altro, però ti portavano via tutta l'estate. Quindi Come è incredibile. terminava l'attività con la nazionale, immediatamente riprendeva l'attività con la società. Quindi non c'era proprio... Non c'era, quindi un po' adesso- un respiro di sollievo, poi quando magari hai lasciato, insomma, il mare l'hai rivisto, sei venuta subito qui, Subito. sei tornata. No, poi quando qualche volta ci dava un paio di giorni liberi, tornavo, cercavo di approfittare del nostro sole e rientravo piena di vesciche, di Per ustioni. prendere il più possibile. Poi occhiara di carnagione. Ah, perfetto, Puoi immaginare, perfetto. per me era una tortura. Senti, però la maglia azzurra è la maglia azzurra, o no? Le emozioni di portarla sono state grandi, o sbaglio? Di cantare l'inno italiano prima delle manifestazioni e da brividi. Com'è cantare la prima volta l'inno in una manifestazione? Perché sembra una cosa sì. semplice e tutto, Sì, ma sì, poi sì. ti trovi lì con la tua nazionale e hai l'inno, noi lo sentiamo magari sempre in televisione o qualche avvenimento sportivo, ma lì tu sei Ci atleta con emozioniamo l'inno. quando lo guardiamo in TV, immaginati quando sei lì Quindi l'emozione è a coinvolto mille. Anche se devi stare concentrato sulla parte, ma per te è un bene? Per me Ti era caricava? una scarica di adrenalina continua. Pensa che io ero talmente non solo emozionata, ma carica proprio, che per diversi giorni non dormivo. Cavolo. Poi, delle partite, prima delle no? partite importanti, sì. Arrivavo lì molto concentrata, molto carica e poi magari dopo avevo il crollo, però c'era questa tensione che avevi dentro che ti... Incredibile. E l'inno cosa portava faceva? Ti caricava o ancora poteva di più. scaricarti? No, Cioè- no, ti caricava ancora di più. Cioè finito l'inno eri ancora più carica, non Sì, avevi perché la scarica poi d'adrenalina dopo aver iniziava il sentito- riscaldamento iniziava tutta quella pre-gara fase. e già da lì, sai, dalle prime schiacciate che si facevano a rete, era tutto Da lì già si vedeva come poteva andare la prestazione di qualche atleta. si vedeva la nel determinazione, sì, riscaldamento. già dal riscaldamento. E quindi bisognava... Concentrarsi e... Bene, bene, bene. Senti, andiamo su cose un pochino più frivolette, i nostri eventi della settimana, ok?
Te ne faccio vedere subito due, tu li segui un po' gli eventi, le sagre in giro per la Sardegna, così ci vai? Prima sì, adesso pochino meno. ho avuto un po' di problemi, vari interventi, perché ho avuto 8 interventi alle ginocchia, purtroppo alla pallavolo. Giusto, come gli anni di nazionale, sì, un intervento ad anno più o meno. Esatto, una sorta l'ultimo anche recente, quindi... di qualche mese fa, quindi non riesco più neanche ad andare ma mi piacevano moltissimo queste sagre pesanti. Però magari sai, per esempio il Festival dei Tacchi che c'è dal 2 all'8 agosto a Jerzu, Lassai e Gairo è un avvenimento molto molto importante, e magari c'è anche un pochino da sedersi, perché stiamo parlando di una rassegna, eccolo qua il cartello, una rassegna che sposa teatro, arte con ambiente, tradizione e enogastronomia, insomma lo sviluppo del territorio, quindi qualche spettacolino, se c'è una sedia tenete un posto per Rosanna al Festival dei Tacchi, mi raccomando, che poi vediamo se si vuole fare un giro. E poi il vino come siamo messi? Appassionati? Ti piace? Sì, il vino sì, sardo apprezzo il vino sardo. Va benissimo, perché allora qua... Sia bianco che rosso. Bianco, hai parlato di bianco, il 4 agosto a Monti c'è la sagra del Vermentino, che è storica, è inutile che ne parlo, si assaggerà il Vermentino della cantina sociale di Monti, infatti tutte le informazioni le potrete trovare sulla pagina della cantina del Vermentino di Monti, la pagina Facebook, insomma questa è una grandissima sagra. E per quanto riguarda prima il Festival dei Tacchi, anche qui abbiamo la pagina Facebook Festival dei Tacchi. Rosanna, ti porto a sentire un po' di musica adesso. Grazie. Ti piace la musica? La musica anche della nostra terra, della Sardegna? Adoro. Beppe Dettori lo conosci? Eccezionale. Perfetto, noi siamo stati domenica scorsa a Stintino perché ha presentato il suo nuovo album, Chiocciola 90, un album tutto particolare. Adesso abbiamo un servizio, ci sarà anche un'intervista di Beppe che spiega un attimino anche quest'album, è stata una serata magnifica. Agevoliamo il servizio, vai regia, Beppe Dettori, a Stintino. E siamo nella cornice meravigliosa di Stintino del Porto Vecchio, dove abbiamo appena eseguito il concerto anteprima live del progetto Chiocciola 90, un progetto di inediti di 20 anni fa che siamo riusciti a stamparlo e pubblicarlo invece a distanza di 20 anni. Poi abbiamo anche suonato alcuni brani di ABBA, però quello che ci interessava era portare in live, dove abbiamo anche registrato live, e quindi questo sarà il futuro di questo progetto. Verranno poi fatti dei videoclip e niente, vi aspettiamo perciò sui vari portali dove ci si approvvigiona di questa musica, cioè Spotify, iTunes Video, Amazon, YouTube, chiaramente il canale YouTube dell'etichetta Undas Edizioni Musicali, che ha prodotto questo sforzo discografico. Nell'attesa di incontrarvi di persona live, vi saluto e vi abbraccio. Mua. Grande Beppe, allora grande spettacolo a Stintino, Rosanna è stato veramente bello. Vi ricordo che presto su online ci sarà l'intero concerto, siamo stati lì con le nostre telecamere. Rosanna, mentre andava Beppe, sei sentito un po' l'intervista, ma mi hai detto un aneddoto molto interessante sulla nazionale, su un'eccellenza sarda che tu amavi portare sempre con te. E non lo amavo solo io. E non amavi solo tu. Sì. Allora, organizzavamo i Mirto Party. Ecco, io perfetto. portavo di nascosto una bella bottiglia di mirto rosso. Bene. E poi organizzavamo la sera dopo cena, sempre senza farlo sapere agli allenatori ovviamente, certo, nelle nostre camere, addirittura con gli inviti, perché preparavamo i bigliettini. Sei invitato alle ore 22:30 nella camera 119 per il Mirto Party, bigliettino tutto disegnato con il mirto, bello, ben curato. Bene. Poi il giorno dopo allenamenti fantastici, allenamenti. Prendevamo alla grande. Cos'era? Una bottiglia portavi? Sì, e quante certo. eravate? In 20? Sì, 12. Tutte partecipavano ovviamente, non c'era mai nessuno che solo i poveri allenatori. Bene. Bell'aneddoto, insomma, il doping di Rosanna Baiardo nei suoi anni nazionali, il mirto, perfetto, l'avrei fatto anch'io. Senti, mentre adesso di cosa ti occupi? Sei rimasta nel mondo dello sport? Allora, per tanti anni ho fatto l'allenatrice di mini volley. Mini volley.
anzi inizialmente Coi come bambini. sono rientrata facevo giocatrice e allenatrice, poi invece mi sono dedicata completamente al mini volley e ho anche creato delle mie società, varie società, l'ultima alla scuola dello sport, sono stata quindi allenatrice e poi gli ultimi anni presidente. Ma Mini adesso volley cosa purtroppo... facevi? Giocatrice, allenatrice? Era la Silvio Pellico gli ultimi anni che sei tornata? quando alla sono Silvio rientrata, Pellico? poi purtroppo ho avuto l'ennesimo infortunio al ginocchio e quindi ho dovuto abbandonare completamente l'attività agonistica. Certo, E poi da qualche anno purtroppo abbiamo deciso di chiudere anche la società sportiva perché non è facile a Sassari trovare delle palestre. Quindi, questo l'abbiamo già ripetuto un po' di volte quando abbiamo parlato di lotta olimpica, di Pala Santoro, che c'è un evento qua a fine maggio, primi di giugno di lotta olimpica, che è un torneo internazionale. Quest'anno è stato fatto al Palazzo Santoro, che per contenere 50 nazionali provenienti da tutto il mondo. Abbiamo il Pala Serra de Migni, che tra l'altro forse inizieranno i lavori tra poco, quindi mi raccomando le strutture sportive. Sì, perché poi dispiace, ma non è giusto che le varie società si debbano quasi bisticciare per riuscire a recuperare qualche ora in più. Dispiace perché c'è anche un'amicizia, una collaborazione e non è bello che ci siano questi problemi per colpa della carenza di queste strutture. Quello sì. Mentre adesso professoressa di educazione fisica, giusto? Esatto. Fai solo questo, adesso ti dedichi ai ragazzi in un liceo e quindi via. Cosa fai di bello? Teoria e pratico, solo pratica? No, teoria e pratica. Quindi anche si sta anche in aula? Non è sì, solo andare a giocare? Anche all'esame ci potrebbe essere la nostra materia. Quindi insomma c'è va curata la sua in teoria tutte... tutta... Perfetto, bene. Ci fermiamo un attimino, Rosanna, ok? Ricarichiamo le batterie, un attimo di pubblicità e poi siamo ancora qui da Corte Santa Maria. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Eccoci qui con Rosanna Baiardo, la nostra super campionessa di pallavolo, degli anni 80, la nostra super campionessa, prima sarda ad andare in nazionale. Prima di continuare con te, Rosanna, fammi fare messaggi da Corte Santa Maria. Allora, da Claire Calzature, prezzi unici, sconto 70%, da Camomilla altri sconti su vari capi al 70%, da Piazza Italia ci sono gli sconti imperdibili sulla collezione estate, dei capi che vanno da 2,50 € a 10 €, Brooms abbigliamento bambino, più acquisti più risparmi, 70% di sconto. E poi Sandro Ferrone tutto al 50% di sconto. Saldi ai negozi di Corte Santa Maria. Ti farei un giro dopo? Benissimo. Rosanna farà un giro ai negozi di Santa Maria. Perfetto, con questi super sconti. Torniamo a noi. Grande premio venerdì 5 luglio. Un grande riconoscimento. L'arciere d'oro consegnato dal Panathlon Club di Sassari
Già è un premio molto importante, in più sei stata la prima donna a riceverlo nella storia di questo premio, che se non sbaglio è dagli anni 60 che c'è, anni 60-70. Credo 25 anni, da 25 anni, ma si faceva anche ad anni alterni. Perfetto, quindi insomma, ancora, grande onore. Sì, vediamo poi... intanto quale immagine a cura di Sardegna Dies di quella giornata. Eccoci qua con il presidente dei Panatrol Marcello Sassu, vediamo poi anche la prima uscita del sindaco Nanni Campos, quindi insomma sì. Grande emozione. Sì, anche perché è un premio che era del tutto inaspettato, non avrei mai immaginato una cosa del genere. Cioè, ti hanno chiamato così sì, a casa? Sì, all'improvviso. Poi, tanti anni dopo aver terminato la carriera, sai, ti gratifica ancora di più, perché dici caspita, allora si ricordano ancora di me. Beh, cioè, per meriti sportivi ricordiamo il premio, insomma, per quello che ha fatto Rosanna, e insomma un po' di orgoglio anche perché insomma prima donna a ricevere questo premio, Adesso ci sarà una queste lunga donne serie, che ci sono delle sì, campionesse incredibili, sì. Guarda, è inutile che faccio l'elenco tra olimpioni che no, poi abbiamo visto sì. Adesso, per dire, abbiamo appena visto il nuoto in questi giorni, certo. Che cosa è successo? Finalmente anche a Sassari ci sono stati tanti campioni, tanti. Soprattutto nei miei anni veramente tanti. Bene, sì. Bene, molto uomini bene. E donne, Senti, in vari sport. In vari sport, sì. Però insomma le donne, ragazzi, la grande rivoluzione ci vuole, perché ci sono delle grandi campionesse sia in Sardegna e no. Abbiamo visto il sindaco, era la sua prima uscita ufficiale di Nanni Campos. Sì, sai che in questi giorni c'è stato un po' di discussione sul fatto dei sulla candelieri, non ci saranno l'arrostita, non ci saranno i fuochi artificiali. Su Facebook è successo un po' di tutto, messaggi, cose, anche cose scherzose, simpatiche, ci mancherebbe. Però noi insomma vi vogliamo dare la versione del sindaco, è un servizio di Luca Foddai di Sardegna Dies, che è andato a chiedergli proprio: signor sindaco, sentiamo le sue parole per insomma questo annullamento, e vediamo il servizio di Luca Foddai di Sardegna Dies. Noi abbiamo avuto l'eredità come cittadini sassaresi di secoli e secoli di una processione, lo scioglimento di un voto, di un qualcosa che ha avuto appunto la dignità di diventare patrimonio dell'umanità. Allora noi vorremmo cercare in tutte le maniere di riportare la nostra festa grande a quell'aspetto di festa certamente, ma legata a una motivazione religiosa, quindi togliendogli quella parte che purtroppo non fa nemmeno riferimento a tradizioni o altro, quella parte di come posso dire, quasi di volgarità, anzi senza quasi, di vera e propria volgarità, che negli anni, e soprattutto negli ultimi anni, ha visto sporcare l'immagine dell'avvenimento. Io ho visto in questi anni turisti allontanarsi, e sassaresi allontanarsi per la evidente violenza che era nelle contestazioni che venivano fatte, che erano contestazioni di natura politica. Allora credo davvero che si debba fare tutti insieme, i sassaresi, l'amministrazione, la diocesi, l'intergremio, che sono i primi attori di questa processione, di questa manifestazione, trovare in tutte le maniere perché ritorni ad essere quella meravigliosa, unica processione che rende la nostra festa grande una delle più belle manifestazioni nel mondo. E questo è uno sforzo che tutti insieme dobbiamo fare, dobbiamo cogliere. Tanti tagli, soprattutto nelle manifestazioni collaterali, una scelta voluta. Beh, una scelta necessitata, la necessità di dover rinunziare all'arrostita, che ricordo, anche questa si parla di tradizioni, ma stiamo parlando di tradizioni di qualche decina d'anni, non di più. Purtroppo non c'erano i soldi in bilancio, e la manovra di bilancio che è stata fatta, i pochi soldi che erano disponibili per la movimentazione all'interno del bilancio comunale sono stati utilizzati per finanziare il mese di ottobre della mensa dei bambini e degli studenti delle scuole di competenza del comune, e per finanziare interventi nelle manutenzioni, perché erano anche quelli finiti senza nessuna disponibilità di cassa, e quindi si è rinunziato a mantenere la cosiddetta arrostita e i fuochi d'artificio. Credo che siano due rinunce che la città possa sostenere, perché quei soldi vengono utilizzati per qualcosa di fondamentale per il funzionamento di attività che non si possono togliere né ai bambini né alla città.
Ok, il sindaco è stato chiaro, queste le sue parole, perfetto, perfetto così. Senti, torniamo a vedere un pochino di eventi del fine settimana. Culurgiones o Culurgionis, come le chiamo qui, è una cosa che ti stuzzica? Deliziosi, li adoro. Deliziosi, sono buoni, sono buoni. E c'è una sagra a Sadali, 3 e 4 agosto, quindi se volete farvi una scorpacciata di Culurgiones e poi ovviamente musica e spettacoli e sfilate, c'è di tutto a Sadali, eccolo il cartello, dal 3 al 4 agosto, la pagina Facebook è quella della Proloco di Sadali per tutte le informazioni. Poi c'è un interessante evento di folklore, Ballus a Uta, quindi gruppi che provengono dalla Sardegna e da tutto il mondo, per una grande festa di folklore. Pagina Ballus, incontro internazionale del folklore, se volete tutte le informazioni. Con la birra come siamo messi? Se ti piace il vino, ti piace anche la birra? Certo. Perfetto, la birra artigianale? Mi piace quella non filtrata. Ah, perfetto. Quella cruda. Quella cruda, anche su gusti decisi. Allora la birra artigianale tipo a Domus Nova, sì, sabato 3 agosto c'è Parco Birre, che è un altro evento sulla birra, quindi a Parco Scarzella, a Domus Novas, la pagina è quella di Parco Birre per qualsiasi informazione. Ricordo che intanto che c'era la pubblicità mi è arrivata una segnalazione da Marco, è vero, c'è anche Rock and Beer Festival a Valle d'Oria, quindi un grande evento sempre targato dalla birra. E mi segnala sempre dalla regia invece prima di Sennori che c'è Calici sotto le stelle domani venerdì questo. Li abbiamo detti di tutti di più di eventi alle quali tu parteciperai un pochino meno, va bene, dai, più davanti alla tele a rivedere i vecchi CD delle tue imprese? No? Non li guardo mai. Perfetto, non guarda assolutamente niente. Senti, noi però volevo farti una domanda su una campionessa che adesso sta veramente andando benissimo. Alessia Orro. Alessia Orro. Lei è di Marbolia e poi ha partecipato a un'iniziativa sperimentale, diciamo, è quella del Club Italia. Cioè, hanno creato una società in cui far giocare, far allenare assieme tutte le ragazze e i ragazzi più promettenti, e poi sono cresciuti assieme, praticamente hanno creato così un bacino per la nazionale. E Alessia è proprio è nata, lei è uscita da qui. Cosa succedeva prima? Che in nazionale ci si ritrovava solamente d'estate, quindi non c'era questo grande affiatamento, a differenza invece di altre società, di altre nazionali che invece si allenavano assieme tutto l'anno. E così hanno pensato di creare il Club Italia e Alessia è proprio cresciuta lì. Alessia che adesso gioca a Busto Arsizio, in A1, Arsizio, giusto? Sì. Lei è una palleggiatrice. Palleggiatrice, tu eri centrale, Io giusto? centrale, schiacciatrice centrale. Schiacciatrice centrale, benissimo, ti piaceva zaccargliela nell'angolino. Che soddisfazione. Soddisfazione, immagino. Ma lì come si fa? Non è solo potenza, cioè se vuoi scaricare tutto, no? Devi usare la testa anche, che non è facile. Un po' di attenzione, un po' di furbizia, molta manualità nel cercare di evitare il muro, perché il muro ce l'hai sempre piazzato davanti, quindi devi giocare un po' d'astuzia per... E poi avrà delle caratteristiche magari in base agli avversari, no? Un muro che magari, non so, più alto, più basso, però che tende... Io devo dire che ho avuto una grandissima fortuna. Io ho avuto la Benelli come palleggiatrice, che è stata tra le più forti al mondo, e con lei facevamo un gioco veloce al centro che era la famosa veloce, ma anche veloce lontano da rete, perché quando la palla, la ricezione è perfetta, chiaramente il muro avversario si aspetta un primo tempo, quindi ha già le mani piazzate. Lei riusciva a darci dei primi tempi con palla lontanissima da rete, alle volte arrivava al centro del campo, inginocchiata, su palla bassissima, si girava e sparava una palla, e io me la trovavo già sulla mano. Per me, che ero centrale, era una gioia infinita. E Alessia può essere a questi livelli? È ancora giovane? Fanno un gioco un pochino diverso. Alessia ancora è giovane, quindi dovrà crescere, però promette bene. La vedi bene? Sì. Bene, va bene. Senti un po', e adesso invece i tuoi progetti futuri sono concentrati sul tuo insegnamento? Sul mio insegnamento, sì. Quindi con i ragazzi, al liceo lo ricordiamo? Liceo delle Scienze Umane, liceo Castelbì. Di Sassari, giusto? Perfetto. Sassari. Quindi via, si va con teoria e pratica a fare educazione fisica.
Benissimo Rosanna, senti, io ti ringrazio tanto per essere Grazie. stata qui con noi, sei una grande campionessa, grazie a voi. E a noi è fatto molto piacere rivivere anche con le immagini, lo ricordiamo, di Gigi Talu, quelle che abbiamo visto prima nell'archivio, è stata una bella puntata a parlare di sport e di pallavolo, della prima pallavolista sarda a essere andata in nazionale, adesso c'è una seconda, abbiamo appena parlato di Alessia, ma tu sei stata la prima. Quindi, ok, va bene, allora la nostra puntata finisce qui. Io vi ricordo, per qualsiasi informazione, la nostra mail è info@sardinianlife.it. Ringrazio Cesare Donati alla regia, Chico Pio alle telecamere, e se volete rivedervi la puntata sul nostro sito www.sardinianlife.it. ok, ci vediamo giovedì prossimo, ciao! Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.